Anche dopo l'incontro avuto a Vicenza con il sottosegretario De Caro, diciamo che la nebbia non si è diradata, ci sono ancora molti dubbi. La nebbia non è solo in Val Padana, come spesso d'inverno si sente ripetere nelle previsioni del tempo, secondo Luca Ferrazzoli da qualche settimana, e anche in Val Brenta, perché quel documento uscito dal Ministero delle Infrastrutture sulle linee che guideranno la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra Veneto e Trentino presenta più di un punto oscuro, dubbi e timori che si cercherà di dipanare in un vertice tra i sindaci della Val Brenta e l'assessore trentino alle infrastrutture Mauro Gilmozzi. La realizzazione della pedemontana senza il bypass di Carpanè, senza una soluzione per la Val Brenta, metterà in crisi non solo la Val Brenta ma l'intero territorio, sia per gli automobilisti ma soprattutto per l'economia. E proprio sul fronte infrastrutture, la linea ferroviaria fra Primolano e Bassano è stata sospesa fino al 4 aprile a causa di una frana. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per bloccare il distacco dei massi dalla montagna a rischio di ulteriori cedimenti e ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico ferroviario. Facciamo la nostra parte cercando di attingere ad ogni forma di finanziamento anche indiretta per mettere in sicurezza le nostre genti, ma ciò non basta, serve un piano nazionale importante, risulta che ci siano degli investimenti previsti, dei finanziamenti, però anche le spese di progettazione non sono di poco conto, quindi bisognerà fare un piano straordinario.